Dal cappello del mago. Amici, eccoci qua e benvenuti, bentrovati. Io come sempre sono il mago Alesgar. Eccoci qua. Beh, allora mettetevi comodi perché iniziano proprio in questo istante le nuove avventure di Dal cappello del mago. Wow! Beh, allora, cari amici, quest'oggi avremo tante avventure. Come sapete, io non mi ricordo mai bene quello che deve succedere. Ecco, diciamo succede e basta, lo estraggo dal mio cappello, meno male che ho il mio amico saggio alieno che si ricorda tutto, ma tutto. Allora, innanzitutto saluto voi, ma andiamo a salutare anche il saggio alieno. Saggio alieno, ciao! Oh, eccomi! Ciao a tutti! Ciao mago! Ed eccolo qua, lui viaggia, naviga, gira, insomma, mamma mia, ne combina di tutti i colori. Io non so come faccia a ricordarsi davvero tutto. Saggio alieno, visto che sei molto preparato, ecco, è un po' il mio segretario, che cosa faremo in questa puntata? Caro mago, la puntata di quest'oggi è una puntata speciale perché avremo il gioco Indovina un po'. Dovrete giocare e indovinare come ormai fate sempre con me e con l'albero burlone. E poi torna la rubrica culinaria insieme allo chef. Faccia il piacere, aiuto! Quindi sarà una puntata specialissima. Ah, ecco, certo, adesso mi ricordo, ma sì, mi ricordo perfettamente, ho tutto pronto, ho tutto preparato. Ah, bene. Allora possiamo iniziare, ma prima vi voglio ricordare una cosa: mandateci i vostri saluti, dove ci guardate, come ci guardate, con chi ci guardate, mandateci i vostri disegni e anche le vostre magie, se siete capaci a fare delle magie, ok, ma anche far sparire un panino, se siete capaci mandateci il vostro video in orizzontale. Potete anche non farvi filmare il viso, l'importante è che magari ci raccontate la magia, così, perché io dico sempre, la magia è bella da fare da soli, ma è più bella se condivisa, è un po' come la vita. Certo, è più bella se fatta insieme, con un cuore sereno, beato. Beh, insomma, la magia e la vita sono fatte così, ok? Scriveteci, mandateci tutto a ciao@gmail.com e così condivideremo i vostri saluti, le vostre filastrocche preferite, le vostre barzellette preferite, guarderemo anche i disegni, come ci vedete, come ci immaginate o disegnate. Che bello! Beh, noi iniziamo, vi ricordiamo anche di seguirci sul canale YouTube Mago Alesgar, dove trovate tante avventure, tante curiosità e trovate soprattutto anche tutte le puntate e tutte le avventure di Dal cappello del mago. Iniziamo subito, dai! Quante storie da ascoltare, quanti giochi da imparare con il mago Alesgar. Quanti trucchi lui sa fare, le risate a non finire con il mago Alesgar. Quante storie da ascoltare, quanti giochi da imparare con il mago Alesgar. Quanti trucchi lui sa fare, le risate a non finire con il mago Alesgar. Amici, eccoci in questo nuovo appuntamento di Indovina un po', per giocare e indovinare insieme. Io e l'albero burlone vi daremo degli indizi. Voi siete pronti per giocare con noi? E allora seguite gli indizi e indovinate. Oh, allora è molto utilizzato in cucina. Ah sì, è una pianta molto utilizzata in cucina, certo. È tanto applicata nella nostra cucina italiana, mediterranea. E lui, quello che dovete indovinare, è molto conosciuto e noto fin dai tempi antichi. Lo usavano anche i greci mettendolo dappertutto sui loro piatti. Oh, si dice, quando
qualcuno è dappertutto, sei proprio come lui. Avete capito? Beh, ancora non è tanto chiaro, certo. Pensate che c'è un draghetto che si chiama come lui. Ma certo, a questo draghetto piacciono le pizze con le fragole. Oh, a me non tanto. E questo draghetto, che è abbastanza conosciuto, è anche la mascotte di un grande parco di divertimenti italiano. Avete capito di chi stiamo parlando? Allora, ricapitolando, è molto utilizzato in cucina. Quando qualcuno è dappertutto si dice sei esattamente come lui, l'oggetto misterioso. C'è un draghetto che si chiama come lui, un draghetto che ama le pizze con le fragole, ed è pure la mascotte di un parco di divertimenti italiano. Allora, l'oggetto misterioso di quest'oggi era il prezzemolo, ma certo, sì, proprio lui. Chi è che ha indovinato, amici? Ma era proprio il prezzemolo, questa pianta che è molto diffusa nelle nostre zone mediterranee. Pensate che il prezzemolo ha tantissime qualità, ci aiuta a digerire, è anche un antibatterico ed è molto applicato in cucina su tantissimi piatti. È per questo che qualcuno, quando è dappertutto, si dice sei proprio come il prezzemolo, perché il prezzemolo si può mettere dappertutto. Sì. Ma sapete chi è che ha scoperto il prezzemolo? Anzi, chi ha iniziato a utilizzarlo in cucina? Furono proprio i Romani. Prima infatti era impiegato come pianta medicinale o anche come semplice decorazione. I Greci, ad esempio, lo usavano per abbellire la testa quando partecipavano ai banchetti, per creare allegria e anche appetito. Pensate che i Romani lo utilizzavano anche per addobbare, per adornare le tombe dei defunti. Sì. E infatti pensate che per gli Etruschi e per i Romani, che vissero tanti anni fa, divenne anche simbolo di unione del regno dei morti con quello dei vivi. Oh, quante curiosità, Bisogna apprezzare anche il prezzemolo, Beh certo, apprezziamolo, e sicuramente lo apprezzeremo perché si trova in tanti piatti, e quindi evviva il prezzemolo! In questa puntata dedicata alla cucina è importante mangiare bene, perché ci sono tante cose che ci fanno bene al nostro corpo. Sì, se stiamo bene nel corpo, stiamo bene anche nello spirito e nella mente. Wow! Amici, ben arrivati nel mio regno, vedete? È la mia cucina, ormai questo è un appuntamento fisso. Come in tutti i programmi che si rispettino c'è un appuntamento culinario. E io sono lo chef, c'ha il piacere, ecco qua. Sono uno chef stallato, sapete? E certo c'ho ben 3 stalle a cui devo stare dietro, dove dentro faccio le mie schifezze, le mie squisitezze. Certo, e vedete non sono tanto alto e vi svelo un segreto. Per arrivare ai forni e fornelli di alimenti da tutto quello che c'è nel mio regno. Ecco, uso le valigette del mago e metto una sopra l'altra e così riesco a salire a fare le mie cose. Ecco, oggi faremo, sapete che cosa? Il pane in cassetta. Serve una cassetta, quella che si usavano. No, scherzo. Al mago piace molto, se piace, gli piace molto, gli piace. Allora prendete la farina, ok? Ci mettete l'acqua, il sale, ci potete mettere anche un po' di latte, ma certo, il latte, e lo mettete tutto dentro per un bel impasto. Io di solito lo metto tutto dentro al cappello del mago, nel suo cilindro, ok? Lo inforno per 50 minuti e al mago piace, sapete? Se piace. Certo che piace, ogni volta mi dice: mago, ma cosa hai fatto? Tu mi farai impazzire.
Mago, ma cosa hai fatto? Ma è una cosa pazzesca e gli piace molto. Allora l'ho rifatto 2 o 3 volte e lui è contento, poi lui gira col suo berretto perché il cappello non c'era più. E quindi insomma, gli è piaciuto molto, gli è come. Voi dite di no? Ma certo che gli è piaciuto. Beh, ora ragazzi io vi devo salutare, perché devo andare a fare altre cose. Qui nel mio regno sono uno chef stallato. Ho molto da fare. Un grande abbraccio e al prossimo appuntamento. Ciao amici, ciao. Oh, vado. I saluti. Ragazzi, eccoci, è giunto il momento dei saluti. Allora noi salutiamo tutti voi che ci avete ascoltato, un grande abbraccio. Saluto il saggio alieno e grazie anche a lui per ricordarmi ogni volta quello che non mi ricordo, ecco, anche se poi ho tutto preparato, scusa, il mio segretario, il saggio alieno. Saluto anche il nostro Albero Burlone. Albero, ciao e grazie. Oh, ciao amici, ciao mago. Che forte, che gentile il nostro Albero Burlone, con lui saluto anche tutta la natura circostante, ecco, ovviamente grazie a lei che ci ha permesso questa puntata di Dal Cappello del Mago. Le avventure continuano, mi raccomando, rimanete con noi, se volete potete andare sul canale YouTube Mago Alesgar e scoprire tutte le puntate passate, che ce ne sono tante di Dal Cappello del Mago, e trovate anche nelle varie playlist anche tutte le nostre rubriche, Una magia col mago, Mrs. Magic, le magiche storie estratte dal mio cappello e anche la scuola di magia per diventare voi stessi dei maghetti, ecco, quindi mi raccomando, ecco. E poi importante, eccola qua, la nostra mail, ciao@gmail.com, mandateci i vostri disegni, i vostri pensieri, le vostre filastrocche preferite, le vostre barzellette, e se siete capaci anche di fare una magia, fatevi filmare in orizzontale, ecco, mi raccomando, se non volete comparire e poi vi oscureremo noi il viso, tranquilli, e se però avete una bella magia che siete in grado di fare e realizzare, fatevi filmare e mandatecela, così potremo assaporarla, meravigliarci tutti quanti insieme, perché la magia è bella da fare da soli, ma è più bella se fatta in compagnia, è un po' come la vita, fatta in compagnia è ancora più bella e speciale. Bene, un grande abbraccio a tutti voi e alla prossima puntata. Ciao amici, ciao! Dal cappello del mago.